Bella Fioi, allora, in questo video qui vedrete me in primis, ho il cane sotto, perché ho lasciato la GoPro al nostro mitico artista, nonché Tommaso, che ha deciso appunto di fare da solo la seconda parte, perché io purtroppo lavorando con altri impegni non ho potuto essere fisicamente, e per riuscire a portarvi il video il prima possibile si è arrangiato. Vi dico una cosa, preparatevi, vi consiglio di mettere le cuffiette, c'è più ignoranza che video. 1, 2, 3, prova. Viva il Duce. Sì, vezzo. Non saldi in piedi. Dite che animo. Sto registrando. Chiedo bene. Ragazzi, per favore potete andare fuori ai coglioni. Posizioni la sedia che io posiziono la mia sedia perché sono alto 1 metro e non pisare. Vezzo, questo video qua, cioè, non lo posterà mai. Vero Michael? Siamo qui oggi giunti presso il Bassotti Garage ristrutturato. Vabbè, no, togliti che faccio un giro attorno serio però. Siamo qui oggi giunti dall'alto della mia officina per completare lo scarico di Michael senza Michael, ma in compagnia di Matteo, nuovo regista. Un saluto. Perché Michael insomma ci ha abbandonato quest'oggi off camera, perché non avevo la telecamera. Grazie al cazzo, off camera perché non avevo la telecamera. Siamo andati. Chiedo bene. Ti ho visto morire. Siamo andati avanti con lo scarico. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il buco per far scaricare, anzi il foro, parliamo in linguaggio tecnico, per far scaricare il casino, i gas di scarico dalla valvola. Abbiamo preparato la curva dove appunto andremo poi a saldarla, raccordata. Abbiamo messo su anche i gancetti per le molle che abbiamo fatto in casa e anche il sensore della sonda lambda. Allora andremo a pulire lo scarico col diluente per poi dargli fuoco. No, scherzo. Il diluente serve per rimuovere le impurità, perché quando si salda il materiale deve essere pulito se volete avere delle belle salature. Se volete avere salature come quelle dei dove potete lasciarlo sporco. Povero Michael, cioè dovrà mettere il video senza audio. Le salature in realtà non mi interessa che vengano belle, perché tanto poi non si vedrà niente, però noi siccome dobbiamo mettere le foto su Instagram dobbiamo farle belle lo stesso, anche se poi ora c'è ramicato, quindi ricordiamoci non toccare i pezzi della GoPro con le mani bagnate di diluente, perché tendono a diventare appiccicosi. E adesso ve lo spiega un chimico perché diventano appiccicosi. No, vezzo, perché è corrosivo. No, perché il diluente scioglie la plastica e quindi la plastica. Dopo aver pulito lo scarico dalle impurità, adesso andiamo a prendere un pezzo di carta e lo puliremo ancora meglio. Cioè stiamo parlando sopra, ma adesso gli parlo, no? Perché lui dopo vedrà tutto il video prima di mentre lo editerà. Ma a parte gli scherzi, adesso proprio bisogna fare un po' i seri. Ok, Allora, sono pronto a ciò. abbiamo preso la stagnola per tappare i buchi dello scarico. Se la stagnola è indifferente, però se prendete quella del Prix costa meno. No, ok. Allora, adesso con la stagnola andremo a tappare le uscite dello scarico in modo che possiamo pomparci il gas per dentro e non far ossidare l'interno dello scarico, in modo da avere delle salature di qualità anche all'interno, altrimenti tenderà ad ossidarsi. Andiamo a tappare anche questo. Ma massa. No! Abbiamo. Siamo. Sì, ma dovete venire qua quando avete l'ebola. Porca vostra Dio. Prendiamo la cannetta, manometro doppio flussometro. Ah, poi hai rotto i coglioni. Boh, adesso andiamo a prendere il tubo per fare il. Non so, in inglese si chiama purging, ma non so come si chiami. Insomma, andremo a prendere il tubo il gas per pompare il gas all'interno. Diciamo, mettiamo il tubo. Abbiamo un doppio flussometro su. Finisce di parlare sopra. Abbiamo un manometro col doppio flussometro dove il primo va dentro la salatrice. Ma se ridi per sotto si sente. Dove il primo fa andare il gas all'interno della salatrice, quindi sulla torcia, e il secondo fa andare il gas su questo tubo che andrà all'interno dello scarico. All around your familiar faces, all our places. Allora, adesso per i prossimi 5 secondi, perché abbiamo poco gas, faremo partire prima il gas all'interno dello scarico. Ho lasciato la bombola aperta. Bene, abbiamo perso un po' di gas. Accendiamo la salatrice. Regoliamo il gas. No, sto cazzo. Facciamo le punte prima. Andiamo ad affilare gli elettrodi. Andremo a saldare prima i gancetti delle molle, in modo che, visto che sono freddi, facciamo questi qua. Abbassiamo un po' la macchina. E ci avviamo. Allora, gli diamo il gas all'interno dello scarico. Non deve essere tantissimo. E dopo questo qua. E via. Cominciamo.
la saldatura del nostro scarico. No, che sta GoPro mi ha rotto i coglioni. Michael, ti voglio bene. In teoria siamo giunti al termine del nostro lavoretto. Allora, questo dopo lo rimuoveremo in seguito. Vediamo un po' dove sta riprendendo. Abbiamo completato lo scarico. La ripresa dello scarico, facciamo una ripresa figa tipo. Questo è lo scarico finito con tutta la saldatura e basta. Passeremo poi al check sound prossimamente. E niente. Ciao ciao.